Ritorniamo ancora, signori, ritorniamo ancora dove era tutto, dove è nato tutto e dove rinascerà. La canzone rinascerà, adesso c'è Sanremo perché Sanremo. Però, signori, c'era questi due grandi cantanti lirici, cosa è successo? Una rivalità di tutta la vita, erano andati in pensione, però li chiamavano a cantare. Si trovano a un certo, allora ci muovare, sei un po' per prendersi anche un po' per il culo. E detto, canti ancora. Mi è succeduto una roba vergognosissima, sono andato a cantare, mi ha acclamata all'Arena di Verzenis e pensa che ho fatto una cantata, una roba, è stato che io ho cantato una roba che ma dall'entusiasmo, a parte l'applauso del pubblico, allora era pleno, che non stava lente, lì, una roba, che un entusiasmo che a un certo punto, oltre gli applausi, gli autografi, stato che è succeduto, ci si ingira tutto a un certo punto che era la statua della Madonna. La Madonna, di tanto bravo che sono stato, si è messa a piangere, che addirittura delle vecchiette andavano a prendere le lacrime della Madonna. Ma ci rendiamo conto? E che lacrime, monarche lì. Pensa che io sono andato a cantare a Cappella Sistiana e a un certo punto ho cantato, sai che il mio repertorio, a un certo punto, sì, un entusiasmo anch'io, la flama, pieno, che una roba, no? Così, là. A un certo punto, di tanto bravo che sono stato, come l'hanno detto loro, ma ho visto perché? Perché a un certo punto dalla croce è sceso Gesù, mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto: tu sei bravo, mica il tuo amico che ha fatto piangere la mia mamma. Questo è una roba!